È ripartito in sicurezza il liceo Martin Luther King di Favara sin dallo scorso 21 settembre, che attraverso un video curato direttamente dagli alunni spiegano sia ai genitori che agli altri studenti le norme anti-Covid al fine di rispettare per prevenire il contagio. Il video è nato da un'idea della nuova dirigente scolastica, Mirella Vella, ed è stato realizzato dalla docente Giada Attanasio, referente della comunicazione esterna, con la collaborazione dei professori Castronovo, Bernardo e Danna. Francesco Novara ne ha curato l'ottimizzazione. Al liceo King ripartiamo in sicurezza. Basta seguire delle semplici regole. Prima di arrivare a scuola è bene misurare la febbre e se supera i 37,5 gradi di temperatura o si hanno sintomi influenzali si deve restare a casa. Vi consigliamo di installare nei vostri smartphone l'app Immuni per contrastare il contagio. Bisogna portare a scuola con sé gel igienizzante, fazzolettini e tutto quello che può servire durante una giornata scolastica. La scuola si è attrezzata per la gestione del rischio Covid-19 e per la ripartenza. Ci devono collaborare necessariamente i genitori con 3 semplici regole. Prima regola, misurazione della febbre la mattina ai propri figli. Seconda regola, lavaggio frequente delle mani. Terza regola, uso della mascherina. Volevo dare alcune, diciamo così, dritte sulla lezione, su come si svolgerà la lezione di educazione fisica in questo anno molto particolare. Praticamente dobbiamo proprio nella nostra disciplina prestare maggiore attenzione a tutte le norme anti-Covid, perché noi si sa che facciamo una lezione quasi tutta in movimento, già da quando ci spostiamo dalla classe per andare in palestra e quando siamo in palestra. Quest'anno nella palestra ci alterneremo con i colleghi, faremo un calendario molto dettagliato perché non dobbiamo essere più di 2 classi assolutamente, non ci dovranno essere spostamenti senza il permesso dell'insegnante assolutamente e tutti questi spostamenti naturalmente devono essere sempre con la mascherina sia da parte degli insegnanti che da parte degli alunni, così come quando ci si sposta dalla classe verso la palestra la mascherina si potrà togliere solo nell'esecuzione degli esercizi, che quest'anno saranno degli esercizi prettamente individuali, non ci saranno giochi di squadra assolutamente e cercheremo di stare attenti più che possibile. La collaborazione quest'anno è importantissima, ancora di più degli altri anni, perché la scuola si trova a dover affrontare un momento particolarmente difficile, è un momento in cui se non c'è la collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica non si riesce ad assicurare un rientro in sicurezza. Nei mesi estivi abbiamo lavorato, continuiamo veramente a mantenere ritmi estremamente serrati per consentire ai nostri alunni di poter rientrare, e soprattutto il messaggio che vogliamo oggi mandare a tutta la comunità scolastica è quella di stare tranquilli, perché la scuola, il King, ha messo in atto tutte le misure di sicurezza che i protocolli ovviamente prevedono. È stata costante la partecipazione anche della rappresentanza dei genitori, qui oggi è presente il Consiglio d'istituto, che si impegnano formalmente a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità, o meglio l'integrazione al patto educativo di corresponsabilità, e che dirà tutto quello che c'è da fare e soprattutto ci consente di sapere che i genitori sono insieme a noi, con noi e per la scuola. Allora, io nella qualità di Presidente del Consiglio d'istituto, quale rappresentante dei genitori, ci stiamo impegnando fortemente a collaborare con la scuola e con le istituzioni scolastiche affinché questo programma di anti-Covid venga portato avanti e nel rispetto della normativa. A breve comunicheremo a tutti i genitori il vademecum delle norme da rispettare in questa scuola e saremo sempre impegnati in prima linea affinché questa scuola continui sempre ad avere un ruolo prioritario nella sua eccellenza organizzativa.